Care concittadine e cari concittadini, con l'intensificarsi degli sbarchi di persone migranti sulle coste del sud Italia e visto il sovraffollamento dei cosiddetti hotspot, il Ministero dell'Interno sta, attraverso le prefetture, iniziando a distribuire sul territorio nazionale queste persone. Inizia così la lettera congiunta di Marco Guzzonato e Don Fabio Balzarin, rispettivamente il sindaco e il parroco di Marano Vicentino, che rivolgendosi alle persone della propria comunità si appellano alla loro generosità per fare la propria parte nell'ospitare gli ultimi migranti, che secondo la stima dovrebbero essere di 4.000 persone in Veneto e circa 600 nella provincia di Vicenza. Sono quindi 28 le persone che la nostra comunità, per fare la propria parte, dovrebbe accogliere. Vi scriviamo per fare appello alla vostra disponibilità nel concedere l'utilizzo di vostri appartamenti o abitazioni sfitti a fronte di un regolare contratto da stipulare tra la proprietà e la cooperativa partner del progetto finanziato dal Ministero, per poter dar vita ad una accoglienza e integrazione diffusa, qualificata e sostenibile. Nel comune di Marano è già attivo un progetto SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, destinato a nuclei familiari vittime di tratta, violenza e persecuzione come strumento per gestire il fenomeno dei flussi migratori. Al momento sono 21 i comuni dell'Alto Vicentino che hanno aderito alla proposta, mettendo a disposizione edifici comunali e impegnandosi a reperirne sul mercato privato. Riteniamo che lo spirito di solidarietà e cooperazione tipico della comunità maranese possa esprimersi al meglio anche in questa occasione, dimostrando ancora una volta sensibilità e concretezza nell'aiuto delle persone bisognose. Sono questi i tratti distintivi e identitari che danno valore al vivere insieme e che consolidano la coscienza civica di ciascuna persona all'interno della comunità.